Pronti? 1, 2, 3. Buono, questa volta il segnale veloce a Stecca Dimar che va a condurre, attaccato subito all'esterno da Stricker. Stricker impegna Stecca Dimar che però ribatte. I due in lotta procedono appaiati sulla piegata con Stricker che insiste, vuole correre al comando, ma anche Stecca Dimar lo intende fare, ma alla fine passa Stricker con un parziale davvero molto svelto. Stricker in vantaggio quindi su Stecca Dimar, terza posizione lungo la corda per Volpelli, mentre all'esterno è rimasto Balsamo Leone che si trascina Eclair Magic. E già sui primi invece Aldebaran Rob che ha fatto una buona partenza, in coda c'è Abramo Petral. Se ne vanno i primi 600 metri di gara completati nell'ordine del 45,8, andatura molto sostenuta soprattutto in virtù di un quarto iniziale in 29,9 che con i nastri è sicuramente misura importante. Seconda posizione per Stecca Dimar, poi all'esterno c'è Balsamo Leone, in corda Volpelli, 800 metri in 1 minuto e 5 decimi, cavalli che affrontano la piegata che porta all'altezza del chilometro. Sempre leader Stricker, non si lascia avvicinare, mantiene ritmo sostenuto, completa il primo chilometro nell'ordine dell'1:15,8. A Stecca Dimar in seconda posizione precede Volpelli, mentre all'esterno Balsamo Leone, compito improbo, con in schiena Eclair Magic e quindi Aldebaran Rob. Tentativo di terza ruota ora per Eclair Magic quando siamo all'attacco della penultima piegata. Davanti però c'è sempre Stricker con in schiena Stecca Dimar e siamo ormai al paletto dei 600 metri conclusivi, superato con un parziale in 14,9. Stricker cerca di mantenere ancora vivo il ritmo della corsa. Stecca Dimar in seconda posizione, ora c'è lo spunto di Aldebaran Rob e siamo all'attacco della curva conclusiva. Aldebaran Rob si avvicina, sposta anche a Stecca Dimar mentre cala leggermente Volpelli. A Stecca Dimar si lancia su Stricker che entra ancora al comando addirittura d'arrivo, ultimi 120 metri di gara. Stricker in vantaggio, a Stecca Dimar che ci prova. A Stecca Dimar nel finale mette in difficoltà Stricker, passa a Stecca Dimar e vince nei confronti di Stricker. Terzo posto per Aldebaran Rob, poi Avikacak SM 1:15 e mezzo il ragguaglio finale con 38 a chiudere, ma Stecca Dimar e Gaetano Di Nardo fanno spendere in partenza Stricker e poi in arrivo lo sottomettono di forza passando ai 30 metri conclusivi per poi vincere sullo stesso Stricker, mentre al terzo posto chiude l'unico penalizzato Aldebaran Rob. Vince quindi a Stecca Dimar Gaetano Di Nardo, ancora per Roberto Faticoni che fa un doppio in serata sia come allenatore che come proprietario.